Noi da tempo stiamo chiedendo di introdurre una patente a punti, che vuol dire che le imprese che non rispettano le norme, che non rispettano la sicurezza, non debbono nemmeno essere ammesse alle gare di appalto dove si lavora di opere pubbliche in questa direzione. E poi c'è da fare degli investimenti sulla prevenzione, perché per evitare di morire, di infortunarsi, non devo discutere come intervengo dopo che è avvenuto. Ho il problema di come metto nella condizione le aziende e i lavoratori che nessuno debba trovarsi nella condizione di morire lavorando. A Padova per il congresso nazionale della FIOM il segretario generale della CGIL Maurizio Landini affronta il tema delle morti sul lavoro nelle stesse ore in cui in città un operaio perdeva la vita schiacciato da un grosso portone. La media delle morti bianche non si abbassa da molti anni e il nostro paese è in ritardo, dice Landini. Per contenere questo grosso problema bisogna anche intervenire sulla precarietà che spesso è causa indiretta di molti incidenti mortali. Duro l'attacco di Landini al governo in tema di lavoro, non discutono con nessuno, ha detto, commentando poi la notizia della sospensione dei crediti al superbonus. Credo che sia una decisione sbagliata e credo che sia il solito metodo che questo governo sta utilizzando di non discutere, di non parlare mai con i soggetti interessati, in questo caso sia le imprese ma anche i lavoratori, quindi anche i sindacati che sono coinvolti. Questo è un metodo sbagliato che non va bene e che porterà, io credo, dei danni se continuano a muoversi in questa direzione, al Paese intendo. Il sindacato non è di opposizione o di governo, ma un soggetto autonomo che giudica gli esecutivi per il loro operato e al momento il giudizio sul governo Meloni è negativo, ha continuato Landini, che da Padova attacca duramente anche l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata oggi vuol dire semplicemente lasciare le diseguaglianze come sono, anzi aumentarle, e questo non fa bene a nessuno, neanche a quei territori che pensano di essere più avanzati. Se uno pensa davvero che di fronte a quello che sta succedendo nel mondo uno si risolve i problemi con l'autonomia della sua regione, della sua provincia o del suo comune, se lo pensa davvero, io penso che dobbiamo aiutarlo se la pensa davvero, perché non sta bene.